Daydream anticipazioni puntate dal 29 giugno al 3 luglio. Nella puntata di lunedì 29 giugno, Sanem e Jeanne saranno sempre più uniti. Nonostante Merrè faccia di tutto per mettere in cattiva luce suo fratello Jeanne, agli occhi di Sanem, la ragazza si fingerà addirittura di essere la fidanzata del suo capo Jeanne. In questo modo intende favorire un importante contratto tra l'azienda cosmetica italiana e l'azienda pubblicitaria di Jeanne. Aileen, l'amante di Merrè, intanto sta preparando un altro diabolico piano per sabotare l'azienda dei David. Nella puntata di martedì 30 giugno, Aileen riesce nel suo piano. Riuscirà a rubare le foto che Jeanne ha fatto per la campagna di beneficenza, foto che otterrà dal telefono dell'amante Merrè, nonché fratello di Jeanne. A questo punto Jeanne si troverà nei guai. La diabolica Aileen cercherà di accusarlo di plagio e Merrè capirà che l'amante sta escogitando un piano per danneggiare l'azienda dei David e la reputazione come fotografo del fratello. Nella puntata di mercoledì 1 luglio, Jeanne dovrà affrontare una commissione disciplinare per via dell'accusa di plagio di Aileen, ma sarà proprio Sanem a dover comunicare al suo datore di lavoro la decisione disciplinare presa dalla commissione. Jeanne verrà sospeso come fotografo dall'Associazione Mondiale Fotografi e Merrè a questo punto capirà che Aileen ha organizzato un piano a sua insaputa, quindi senza la sua collaborazione. Nella puntata di giovedì 2 luglio, Sanem avrà un compito molto difficile da affrontare. Si metterà sulle tracce di Jeanne per avvisarlo e informarlo della sospensione come fotografo dall'Associazione Mondiale Fotografi, decisione presa dalla commissione disciplinare per l'accusa di plagio. Nella puntata di venerdì 3 luglio, ultima puntata della settimana, Ayan, la migliore amica di Sanem, e JJ riescono a capire tramite ricerche sul web chi è la persona che sta cercando di screditare Jeanne e Merrè sa che dietro tutto c'è la sua amante Aileen, quindi cercherà in tutti i modi di ostacolarli per evitare che Jeanne venga a sapere delle loro scoperte. Una settimana molto movimentata e piena di colpi di scena. Buona visione, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!